Lui è mio nonno Eugenio Boi, conosciuto dagli esterzlesi come Boigedo, classe 1899. Sono molto orgogliosa di questo nonno, per tante ragioni. È stato un nonno dolcissimo, ma non solo. Mi ha raccontato una storia bellissima che lui ha vissuto. Se siete curiosi e ancora non lo sapete, allora io, bene che ti conto. Nonno Eugenio ha partecipato ai combattimenti della Prima Guerra Mondiale. È arrivato in soccorso dell'Italia dopo la disfatta di Caporetto, uno dei tanti ragazzi 17enni, appunto classe 1899, riportato in tutti i libri di storia. Questo che vi sto mostrando adesso è la coppia originale che ha ricevuto, dopo molti anni dal rientro dalla guerra, esattamente nel 1926, assieme alla medaglia d'oro. Nonno Eugenio è diventato cavaliere di Vittorio Veneto e ha ricevuto la Croce di Guerra per aver partecipato e aver contribuito alla vittoria dell'Italia. E poi, guardate un po', nel 1926 a Roma firmarono questo documento che poi lui ricevette e guardate un po' chi era ministro all'epoca. Sì, proprio lui, Benito Mussolini. Questa invece è una fotografia della medaglia d'oro che aveva ricevuto per aver partecipato appunto alla Prima Guerra Mondiale. E invece questa è una copia del documento che gli conferiva appunto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto. Sono sempre stata orgogliosissima del mio nonnino. Per questa ragione, il 4 novembre per me non è un giorno qualunque, non è una commemorazione e basta, è un giorno dedicato ai ricordi, ai soldati, alla Prima Guerra Mondiale e anche se è anche la festa delle Forze Armate, per me resta quel 4 novembre tanto caro a mio nonno che mi insegnò le parole, le pagine di storia che poi ho ritrovato nei libri, ma è anche colui che mi ha insegnato la canzone del Piave, a cui sono legatissima, e soprattutto mi ha fatto credere in valori importantissimi che anche oggi mi danno grandi soddisfazioni. Lui invece è l'altro mio nonno, ma di nonno Alfonso ve ne ho parlato e ve ne parlerò in altri video. Per adesso vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao e sbirisanos!